La processione di Gesù in croce è l'incontro con l'addolorata innanzi al santuario nel centro storico, il giorno del Venerdì Santo ad Agrigento. Il valore religioso è un valore immenso, è il valore dell'amore evangelico che Gesù ha predicato, che la Vergine Maria ha vissuto fino in fondo, accompagnando Gesù al Calvario. Per cui questa tradizione, ma questo atto di fede e di devozione che si rinnova ogni anno in Agrigento è veramente un atto di fede e di devozione immenso. Preghiamo e speriamo perché non sia soltanto una partecipazione esteriore ed emozionale, ma soprattutto che da parte di ogni fedele, di ogni confratello, di ogni consorella, sia del Santissimo Crocifisso, sia della Beata Maria Vergine Addolorata, ci sia un coinvolgimento del cuore, un'apertura totale del nostro cuore perché i sentimenti di Maria e i sentimenti di Gesù possano entrare e restare nel nostro cuore per poter vivere veramente con la luce del Vangelo nella nostra quotidianità. Ogni anno la Settimana Santa è la grande settimana dei cristiani e in maniera particolare il Venerdì Santo tutta la comunità si raduna per contemplare la morte di Gesù. Ad Agrigento ha una particolare tradizione e tutta la comunità cristiana lo vive con fervore. L'incontro di Gesù con la Madonna è particolarmente toccante perché mette in risalto l'incontro di quel figlio con la madre che lo ha generato, che lo ha portato in grembo e che per prima partecipa ai frutti della redenzione. La processione di Gesù appassionato non ha solo il senso del dolore che Gesù porta sulle sue spalle, ma anche il senso della passione e dell'amore che Gesù ha per ogni uomo, per noi e in maniera particolare vivendola noi qui ad Agrigento per la nostra città. Il venerdì di Passione ha significato solo però se guardiamo alla Pasqua di Risurrezione, pertanto per questa Settimana Santa credo che la migliore tensione possa essere quella di guardare al dolore, alla morte, portarli davanti a Gesù tutta la sofferenza, ma proiettarci profondamente verso la risurrezione e il rinnovamento. Anche noi ad Agrigento possiamo risorgere non solo cristianamente ma anche eticamente.